Bologna di ieri sera. Perché non l'avete vista? L'hanno vista tutti. L'hanno vista tutti. È una bella prova generale. Io credo che se la RAI fa le prove generali, se pensava la RAI di poter usare questo mese di blackout per fare le prove generali di una serrata definitiva, io credo che ci avessero pensato, no? Li chiudiamo per un mese, vediamo come reagisce la gente non reagisce e noi magari non li riapriamo più, oppure l'anno prossimo la serrata la facciamo un po' più lunga. E invece era importante in questo mese che si vedesse una reazione, non soltanto da parte dei giornalisti che sono stati chiusi, che poi, voglio dire, da qualche parte un posto per parlare lo si trova sempre. Invece era importante che si notasse che se si chiude una trasmissione non c'è soltanto il problema di persone che non lavorano più, c'è anche il piccolo problema di un pubblico che non vede più delle trasmissioni che magari gradiva di vedere. Non so chi, no, Benigni credo l'ha detto, non c'è neanche il gusto di poter spegnere una trasmissione quando non ti piace e di poter cambiare canale, perché se la trasmissione non c'è. Dopodiché poi le hanno anche sostituite con dei programmi talmente appetitosi e succulenti che anche chi magari non condivide in pieno certe trasmissioni, di fronte alle tribune politiche ti viene persino la nostalgia di Vespa quando vedi certe tribune, che è tutto dire. Tra l'altro me lo immaginavo poveretto l'altro giorno, cioè in Italia si trovano cadaveri ogni giorno e lui non c'è, no? Deve essere lì che si rode il fegato. Ancora non si è capito per quale motivo l'abbiano chiuso, visto che lui mai avrebbe fatto informazione politica. Avrebbe fatto 80 puntate su Pietrino Vanacore, buonanima, eccetera. E niente, quindi penso che quello che hanno fatto in questo mese fosse la prova generale per una serrata più ampia, più lunga, forse definitiva. Speravano che fosse vero che agli italiani non gliene frega niente di queste cose, poi in realtà gli italiani sono sempre un po' meno peggio di come vengono dipinti, almeno una parte, per cui alla fine la reazione c'è stata e c'è stata anche al di là di ogni più rosea aspettativa, perché francamente quando abbiamo deciso di fare la manifestazione e trasmissione di ieri sera, sì, pensavamo che ci sarebbe stato una buona risposta, ma certamente non quella che oggi abbiamo immaginato. È difficilissimo capire quante persone hanno visto quello che è successo ieri sera, perché quando ci sono 200 piazze, 40 o 50 televisioni locali collegate, siti internet che trasmettono in streaming e poi YouTube che rimanda i filmati in registrata, è difficilissimo fare il totale di tutti quelli che hanno visto. Oggi una stima abbastanza attendibile ma prudente parlava di un 13% rispetto a quelli che si mettono davanti alla televisione alle 9 di sera, di un 13% che ha guardato questa cosa. Naturalmente significa che se questa cosa fosse andata in onda su Rai 1 o su Rai 2 evidentemente avrebbe fatto come Sanremo, molto probabilmente. Se Sanremo dovesse andare su satellite o sui siti, è ovvio che se facesse il 13% sarebbe un trionfo.